Il campo di Osoppo Gemone è una piana alluvionale che a tutti gli effetti può essere considerato un'unità geografica omogenea. Si è originata recentemente, infatti su questo territorio, sul territorio del Gemonese, circa 10.000 anni fa, si muoveva il grande ghiacciaio tilaventino, il ghiacciaio del tagliamento, che ovviamente portava con sé tutto il materiale, tutti i detriti che aveva esarato. Tutto questo materiale si depositò in quanto il ghiacciaio rallentò e si fermò a causa dell'aumento di temperatura. A monte dell'anfiteatro morenico che si venne a formare, ovvero a monte dei detriti, a monte delle morene frontali, si formò un grande lago, il lago post-glaciale, che coincideva con l'attuale campo di Osoppo Gemona. Il fiume Tagliamento faceva da immissario e contestualmente da emissario al lago. Ovviamente trasportò una grande quantità di materiali, li depositò sul fondo del lago che gradualmente andò a riempirsi, formando appunto una piana alluvionale, il campo di Osoppo Gemona. La cosa interessante è che l'acqua del lago non se n'è andata, ma si è nascosta all'interno della coltre di sedimenti, della coltre alluvionale che ha riempito il grande bacino lacustre. E questo ovviamente ha determinato la presenza di una falda freatica costantemente in lento movimento che, arrivata a ridosso delle colline moreniche, viene in superficie dando forma ad un intricatissimo sistema di risorgive. Nel corso dei secoli gli abitanti del campo di Osoppo Gemona hanno cercato di utilizzare, di sfruttare le acque del tagliamento mediante una serie di opere di presa, derivazioni, canali che hanno utilizzato ovviamente la forza motrice dell'acqua e che hanno anche risolto il problema della siccità in alcuni settori della pianura. Lungo la più antica roggia che attraversa il campo, la roggia di Gemona, che inizialmente venne chiamata roggia Plovia, cioè pubblica, nel corso del Medioevo vennero realizzati tantissimi impianti, vennero realizzati mulini, segherie, battiferro che diedero uno slancio allo sviluppo della comunità. Nella seconda metà dell'Ottocento venne scavata un'altra roggia, la roggia Venchiarutti, su cui successivamente si inserì una grande infrastruttura idraulica, il canale Ledra Tagliamento, con delle finalità prettamente irrigue. Attualmente nel campo di Osoppo Gemona opera un acquedotto, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, che pompa l'acqua dalla falda acquifera, rifornendo ben 300-320.000 persone della provincia di Udine. E questo ovviamente dimostra l'importanza e la centralità di questo territorio.